Vittoria di misura dell'Inter sulla Sampdoria, che permette ai nerazzurri di riavvicinarsi alla testa della classifica. Nel deserto di San Siro finisce 2-1, coi padroni di casa, avanti già al 10° minuto con Lukaku. Il raddoppio non tarda ad arrivare e porta la firma di Lautaro Martinez al 33°. All'inizio ripresa il gol di Torsby che riapre la partita, ma la Samp non va oltre. Con questa vittoria l'Inter sale a 57 punti, 5 in meno della Lazio e 6 in meno della Juventus capolista. Nell'altro recupero della domenica, netto successo dell'Atalanta per 4-1 sul Sassuolo. Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic presenta la sfida contro la Juventus. Noi giochiamo ogni partita, la prepariamo per le nostre caratteristiche, per come siamo fatti noi, per la nostra mentalità. Perciò io sì, posso essere attendista se Juve sarà talmente brava che mi chiude nella mia metà campo, ma io preparo ogni volta partita per vincere, perciò la nostra mentalità è quella, andare là contro chiunque giochiamo e giocarsela a viso aperto. Andiamo e giochiamo, pressiamo alti quando possiamo, quando avremo opportunità, poi sicuramente ci sono le situazioni durante la partita quando una o l'altra squadra comunque prende sopravvento, ti chiude, allora a quel punto ti devi anche difendere e stare basso, ma non è una mia idea di calcio. Se si dovrà fare sicuramente per merito dell'avversario, non per mia scelta, perciò io, nonostante quello che ho visto in queste due partite, che magari squadre sono state un pochino più chiuse, poi sono ripartite tutto anche per la scelta, io non faccio mai queste scelte. Io il calcio lo gioco per vincere e vado là e poi lo posso anche perdere, ma me lo devo giocare, non posso, che noi non siamo una squadra che può difendere, perché noi i gol li prendiamo quasi sempre, perciò cerchiamo sempre di fare uno in più. Edin Dzeko si è perfettamente inserito alla Roma. Il bomber 34enne è diventato un pilastro della rosa giallorossa, un punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo. Concludere la carriera nella capitale sarebbe la scelta più logica per lui, se non fosse per un piccolo problema: l'ingaggio. A Ferragosto 2019 il bosniaco ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2022 con un aumento di stipendio a 7,5 milioni più bonus a stagione. Poi però è arrivato il Covid e la situazione economica della società si è aggravata, costringendola a una profonda revisione dei costi, e il giocatore è diventato improvvisamente troppo oneroso. Entrambe le parti vogliono continuare insieme e da Trigori assicurano che non ci saranno strappi. Molto dipenderà dalle competizioni europee. Nella peggiore delle ipotesi, però, cioè senza la qualificazione in Champions e senza un nuovo accordo, la permanenza di Dzeko diventerebbe insostenibile e la società sarebbe costretta a valutare una cessione. Il Consiglio mondiale della FIA ha approvato nella giornata di venerdì le modifiche ai regolamenti della Formula 1 per quanto concerne la stagione 2020, stravolta dalla pandemia di coronavirus. Si tratta di modifiche sostanziali legate per lo più alle procedure di gara, che dunque saranno cambiate rispetto agli anni scorsi. È stata data la possibilità agli steward di operare da remoto qualora le condizioni lo richiedano. Per garantire maggior flessibilità alla Pirelli, inoltre è stato modificato il regolamento di assegnazione degli pneumatici. Sono stati introdotti dei limiti alla presenza di personale dei team sulla griglia di partenza al fine di azzerare le possibilità di creare assembramenti. Ci sono state anche delle modifiche a procedure interne all'organizzazione di gara come partenza, ripresa della gara e altre mansioni all'interno del circus. Infine è stata definita ogni linea guida per le cerimonie del podio.